Buonasera da Giuliana Bortolozzo per le notizie. La pressione fiscale in Italia è eccessiva, lo rileva la Corte dei Conti nel rapporto sulla finanza pubblica. Nel 2013 infatti la pressione fiscale era al 43,8% del PIL, quasi 3 punti oltre il livello del 2000 e quasi 4 volte rispetto al valore medio degli altri 26 paesi europei. Il rapporto sottolinea anche che rigore e disciplina segnano la politica di bilancio da almeno 4 anni. I sacrifici non possono essere protratti troppo in assenza di crescita economica, rileva la Corte dei Conti. E poi conclude nel rapporto sulla finanza pubblica: l'economia sommersa valeva nel 2013 un quinto del PIL. Il primo pacchetto di 3 decreti applicativi della delega fiscale, semplificazione, catasto e 730 precompilato saranno pronti per fine giugno, lo ha assicurato oggi il vice ministro Casero, illustrando l'attuazione della legge delega. Per quanto riguarda la riforma del catasto, sarà realizzata in un anno dall'approvazione del decreto delegato. Il vice ministro ha poi sottolineato che il carico fiscale complessivo deve restare immutato. I tecnici italiani parlavano di 5 anni per realizzare la riforma, ha detto Casero. Non so dire quale sia la quotazione di Rai Way, ci siamo affidati agli advisor sia per il mercato interno che estero, speriamo di fare le cose fatte bene e di non svenderla. Lo ha dichiarato oggi in vigilanza la presidente Rai Anna Maria Tarantola. Il CDA esaminerà il tema del ricorso contro l'articolo 21 del decreto 66 del 2014, il decreto IRPEF, quando avremo il parere pro veritate richiesto al costituzionalista Cheli, ha aggiunto Tarantola. La presidente Rai ha poi elencato le strade esperite per coprire i 150 milioni di euro richiesti dal decreto. Abbiamo avviato un cantiere per razionalizzare le sedi regionali, per la vendita degli immobili e il taglio dei compensi alle star, ha concluso la presidente Rai Anna Maria Tarantola. Passiamo alla cronaca italiana. L'ex presidente della Regione Veneto Giancarlo Galan, ora deputato di Forza Italia, avrebbe ricevuto dal 2005 al 2011 da Giancarlo Mazzacurati, presidente del Consorzio Venezia Nuova, anche tramite l'assessore Renato Chisso, uno stipendio annuo di 1 milione di euro. Lo si legge nel capo d'accusa dell'ordinanza firmata dal GIP di Venezia nell'inchiesta sul caso Mose. Galan intanto ha detto che chiederà di essere ascoltato il prima possibile, con la certezza di poter fornire prove inoppugnabili della sua estraneità. Per la Guardia di Finanza, fondi neri per 20 milioni di euro erano indirizzati alla politica. Vasta operazione della Polizia di Reggio Calabria, oggi coordinata dalla Procura distrettuale contro la cosca di 'ndrangheta dei Crea operante nella piana di Gioia Tauro. 16 le persone arrestate, tra cui 3 ex consiglieri comunali di Rizziconi, ritenute dagli inquirenti affiliati alla cosca dei Crea, accusati a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione e intestazione fittizia di beni e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, sequestrati beni per oltre 5 milioni di euro. Andiamo all'estero, ultimatum oggi dal ministro della difesa americano Chuck Hagel agli europei. Gli Stati Uniti stanno facendo la loro parte, ma nel vertice nato in Galles a settembre gli europei devono arrivare avendo preso misure nella giusta direzione. Per Hagel devono invertire la riduzione degli investimenti, gli europei, per la difesa, che minacciano, ha detto, l'integrità della NATO. I Boko Haram hanno ucciso oggi decine di persone in una nuova serie di attacchi a villaggi nello stato del Borno, nel nord della Nigeria. Lo riferisce questa sera la BBC Online, secondo cui in uno di questi attacchi miliziani hanno radunato delle persone nel compound di una chiesa e hanno fatto fuoco. È tutto per questa edizione, a risentirci.